Abbiamo intanto, noi suggeriamo, abbiamo fatto anche un comitato comune e anche una indicazione comune alla Capitaneria di Porto di farci intanto un piano di quali sono tutte le navi che per il loro pescaggio rispetto al fondale del Vittorio Emanuele pesca circa 6 metri, quel canale che io dico da sempre, ormai la città dice da sempre che può essere utilizzato in alternativa a San Marco e la Giudecca. Possiamo fare il conto di quante navi possono passare sul Vittorio Emanuele per pescaggio. Noi pensiamo insomma che si possa già iniziare immediatamente una sperimentazione per le navi di pescaggio più basso che possono essere compatibili con il Vittorio Emanuele, senza scavare niente, per cui già da oggi. Dopodiché, parallelamente, chiediamo immediatamente alle autorità competenti, per cui Magistrato alle Acque e Autorità Portuale, di procedere rapidamente ai carotaggi e appunto al protocollo fanghi per poter capire quali sono il tipo di fanghi per adeguare il Vittorio Emanuele alle navi anche più grandi, in maniera da riuscire subito a spostare alcune navi e nel tempo spostarle tutte e restano tornando sempre in marittimo o a Marghera quelle più grandi sulla base di investimenti e di lavoro che già c'è e che metterebbe tutto in sicurezza. Poi se il ministro Toninelli nel frattempo sta studiando questi progetti di altri porti, da altre parti, aspettiamo di sentire lui cosa ci dice. Non ci ha ancora detto niente, però siamo in fiduciosa attesa. Nel frattempo questa soluzione, che per noi è la soluzione immediata, più semplice e più fattibile, forse l'unica fattibile, deve essere messa in piedi da subito. Questo è, le responsabilità di quello che sta succedendo, purtroppo mi dispiace dirlo, sono del ministro Toninelli, perché per il resto chiedete a lui. Ha bloccato tutto, io non sappiamo più come dirlo, lo chiediamo per piacere. Gli ho chiesto oggi, venga ministro domani, lunedì, martedì qui, che ne parliamo insieme. Mi ha risposto, mi sono incazzato delle polemiche, faccio guarda, c'è stato un incidente, cioè non è che è una robetta da poco. Ha detto fra 2 o 3 settimane noi porteremo i progetti e noi aspettiamo delle settimane che ci dirà che forse farà un porto a Chioggia fra 10 anni, ma noi la soluzione la vogliamo subito e ce la facciamo da soli, se no faremo le cose operative, ne abbiamo già fatta una operativa.